Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è tormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolare quel fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole andò a chiamare Maria sua sorella e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questa, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Disse allora ai giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cielo, al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già per tipo d'ore, e lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono a
farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è una cosa che mi stupisce dei bambini normalmente, è il loro rapporto, diciamo così, con la morte. Quando ho a che fare con bambini scuola materna, primi anni delle elementari, che magari muore il nonno, e allora li senti dire loro: il mio nonno è andato in cielo. E sono sorridenti, loro bambini che hanno il gusto, la voglia della vita, allora hanno questo rapporto, se vogliamo, bello. Non solo, per loro è come un saluto, un attendersi più in là, hanno il senso di una presenza che continua. Mentre noi adulti siamo più problematici, addirittura quando c'è qualche morte in casa evitiamo di farlo vedere il bambino, quasi a dire chissà come si spaventa, invece è un rapporto più pacificato rispetto a noi adulti. E dico questo perché ci serve per comprendere un po' il Vangelo, e lasciamolo lì un attimo. Mentre noi adulti abbiamo di fatto un rapporto un po' più faticoso, un po' più complesso con l'esperienza della morte, perché da un lato ci fa paura, dall'altra la viviamo come una mancanza, come un venir meno, come un aprire, un grande dubbio dentro di noi. E il Vangelo di oggi ci presenta addirittura quello che vive la comunità cristiana. Betania sta ad indicare il villaggio dell'amicizia, dove si vive un'esperienza di affetto fraterno profondo, dove regna il senso dell'amore di Dio. E proprio dentro lì l'esperienza della morte di uno di loro crea comunque problema, crea una difficoltà. Conoscono Gesù, sanno che Gesù c'è, però nello stesso tempo sentono questo venire meno della persona cara, Lazzaro, come qualcosa di cui sono privati, ed è l'esperienza più bella, più profonda, quella degli affetti. E quasi da dire adesso come facciamo senza di lui? Si apre dentro un'esperienza di sofferenza, di dolore nel cuore, e quasi nel sentirci rapinati di qualcosa di importante. E nello stesso tempo, dentro questo vuoto, il nostro desiderio di vita si esprime nel tentare di sopravvivere. Uso questo termine volutamente, tentativo di sopravvivere. E come si manifesta? In quell'espressione di Marta e Maria e poi dei farisei. Se tu, Gesù, fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche in mezzo a noi ci sono tanti tentativi da dire: vediamo come prolungare la vita. Qualcuno addirittura dice: arriveremo a campare fino a 110-120 anni, ma semplicemente si sposta il problema. Non si diventa immortali,
ma semplicemente questa fuga, questo non affrontare quella cosa impegnativa che riguarda ciascuno di noi e che in una maniera o nell'altra ci mette in discussione e apre dentro di noi degli interrogativi, delle domande. E allora questo tentativo del dire: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù che invita ad allargare lo sguardo. Tuo fratello risorgerà. Sì, va bene, però io adesso soffro questa cosa. Guarda che io sono la resurrezione e la vita. Sì, va bene, però. E quel però che continuamente è dentro. Cosa che dicevo prima nell'esperienza del bambino non è dentro. E in questo però, in questo non essere riappacificati. E Gesù entra nella nostra esperienza umana e sa che lì c'è sofferenza, lo sa, non si tira indietro. E quella sofferenza la vive proprio piangendo anche per la morte dell'amico Lazzaro. È un'esperienza anche per lui dolorosa, sofferente. Però non si ferma lì. Di fronte a Marta, di fronte a Maria, di fronte all'esperienza cristiana che chiede un segno importante, che vorrebbe la vita prolungarsi. Gesù come risponde? Risponde in maniera nuova, inaspettata per l'uomo. L'uomo è quello che vorrebbe prolungare. Gesù è quello che dice: lasciamo che la morte entri e io vi dico che la morte non è l'ultima parola. L'ultima parola è quella della resurrezione, della vita nuova. E Lazzaro, nel momento in cui viene risuscitato, viene data una parola importantissima. Sappiate che Lazzaro è vivo. Sappiate che in Gesù rinasce la vita. E che quindi l'attesa dell'uomo è quello di un prolungamento di vita. La risposta di Dio va oltre il desiderio dell'uomo, oltre il suo volere prolungare la vita. E dice: ti do qualcosa di nuovo, di inaspettato, ma che rende grande l'uomo, che dice che tu sei per sempre amato, per sempre voluto bene. E allora quale passaggio siamo invitati a leggere? A rileggere che cosa significa che Gesù è la resurrezione e la vita, già qui, ora, per essere riappacificati interiormente, per vivere quell'esperienza che il bambino vive con il senso di una presenza che non viene meno. Il passaggio che Gesù ci fa fare è quello del vedere ogni occasione come l'occasione che anticipa quel segno di Dio opposto, che è quello della resurrezione. E allora qui siamo chiamati a interrogarci sulle tante morti che quotidianamente viviamo. Non c'è solo la morte fisica. Proviamo a pensare quante volte siamo abbattuti dentro perché c'è l'esperienza del peccato che ha fatto la sua parte, perché si sono fatte esperienze sbagliate. Proviamo a pensare quante situazioni in cui rileggiamo di fatto una morte della persona. E proviamo a pensare che dopo essere vissuto i margini per sbagli compiuti, avvenuti, si lascia morire, o con l'altro o con altro. E che quindi c'è una morte con cui quotidianamente si fanno i conti, che sono quelle situazioni interiori di morte degli affetti, di morte dentro il sentimento più profondo. E quanto diventa facile il nostro giudizio, che è come quello di Marta, di Maria. È già 4 giorni che è nel sepolcro, è in putrefazione, non c'è più niente da fare. L'esperienza cristiana è l'esperienza che ci aveva i segni della resurrezione, nel fatto che anche in queste morti ci può essere una rinascita, se lo crediamo. La possibilità della resurrezione.
quando noi battezziamo, diciamo una cosa molto bella e importante. Il battesimo è dire nasce vita nuova, sei nel segno della resurrezione di Gesù. Sappi che la morte non ha l'ultima parola. E allora quel segno diventa importante nella vita quotidiana. Quando insieme battezziamo è il momento in cui diciamo sappi che tu sei chiamato a risorgere sempre. E anche il sacramento della riconciliazione, della confessione, il perdono è ciò che fa rinascere. E allora Gesù ci porta su un'altra prospettiva. L'importante non è fare sempre il giusto e non sbagliare mai. Non è non morire mai. Ma l'attenzione, lo sguardo va su quel dono della vita che il Signore ha posto in mezzo a noi, che è quello del far rinascere, del far risorgere. Perché lì è il segno della presenza di Gesù che dice io sono la resurrezione e la vita, che vanno profondamente di pari passo. E all'inizio dicevamo dei bambini. I bambini colgono di più questa dimensione. Quello del loro desiderio di vita e sono profondamente dentro nel desiderio di vita che non fa paura l'esperienza della morte, perché la vuole oltre. E io sono rimasto impressionato anni fa quando ho accompagnato due giovani ragazze, prima una e poi l'altra, magari di distanza 15 anni, malate di tumore che andavano verso la morte, consapevoli di quello che attendeva, ma con il sorriso sulle labbra, con la capacità di conforto nei confronti di chi stava attorno, perché dentro di loro c'era una grande forza della vita che si esprimeva e che faceva dire che la morte non era l'ultima parola. Ed è dentro in questa concretezza quotidiana. E quindi non è semplicemente un'affermazione sul futuro, ma è la nostra modalità di vivere. Noi credenti siamo coloro che sono profondamente appassionati della vita e di questa vita. È falso dire quella vita che conta è solo quella dopo. La vita è una sola, dall'inizio alla fine. Conta dal primo giorno e quando è tutto il tempo che siamo in questa esperienza terrena è perché possiamo dare valore fino in fondo e dire un in quella vita, che anticipa allora l'incontro definitivo, finale, quello di abbracciarci come già i bambini